buongiorno, anche se la giornata non è soleggiata, perché non ci troviamo nella nostra bella isola, ma ci troviamo nella Provenza ed esattamente ad Avignone. Questo è il nostro campeggio che ci ospiterà per 2 giorni e la giornata è molto fredda. Hello, bonsoir. Ci troviamo sul battellino che ci porterà in centro ad Avignon. Ed è gratis. Il ponte di Avignone è il secondo simbolo della città. Il ponte Saint-Bénézet, testimone di spicco della storia di Avignone, è stato costruito a partire dal XII secolo e aveva una lunghezza di 900 metri. Purtroppo però è stato portato via varie volte dalle piene del Rodano, quindi venne definitivamente abbandonato nel XVII secolo e oggi è tutelato come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Allora, dopo aver fatto merendina, abbiamo preso i biglietti per visitare questo ponte di Bénézet, che è colui che l'ha costruito. Avignone è famosa poi per essere la città in cui si rifugiarono i papi abbandonando la corruzione di Roma del XIV secolo. Il palazzo che costruirono, o il Palazzo dei Papi, è il più grande edificio gotico del mondo ed è stato in gran parte svuotato nel corso dei secoli. Oggi si può ammirare tuttavia all'interno gli antichi affreschi ed è un edificio imponente con i suoi bastioni. Ci troviamo ad Avignone, città nella sud-est della Francia, nella Provenza, e la città sorge sulle rive del Rodano. Dal 1909 al 1377 è stata la città dei papi. Allora, dopo aver fatto un bel po' di gradini, siamo arrivati a questa bellissima terrazza panoramica e niente, ammiriamo il panorama. E buongiorno ventoso. Allora, ci troviamo all'interno del Palazzo dei Papi, sempre qui ad Avignone, e oggi questa è la giornata.
giornata a visita. Il papato si trasferì da Roma ad Avignone nel 1309. La causa più evidente è l'influenza che ha avuto Filippo IV, re di Francia, nell'elezione del Papa Clemente V. Probabilmente fu effetto anche di un accordo che Filippo fece con una potente famiglia romana, i Colonna, che desideravano avere libera la loro città dalla presenza del Papa per meglio coltivare i loro interessi. La piccola e sconosciuta cittadina provenzale così diventa la nuova capitale del cattolicesimo. Il periodo di Avignone viene definito da Dante cattività avignonese, per sottolineare come la Chiesa fu prigioniera della monarchia francese. Ci troviamo nella grande cappella. Allora, ci troviamo nel tinello dove vengono organizzati i banchetti. Un po' piccolo però è tinello. All'esterno del palazzo, nella corte interna, non manca un sontuoso giardino coltivato con le più disparate piante del Mediterraneo. La visita poi procede tra i forzieri del Camerlengo e i giganteschi camini che si usavano per cuocere. Poi qualcuno ci dovrà spiegare come funziona questo orologio qui. E Vienna. Con oggi concludiamo la nostra giornata avignonese. Diciamo molto positiva, molto bella, e quindi la consigliamo a chi volesse venire a visitarla. E domani da un'altra parte. E adesso ci troviamo sulla navetta sempre gratuita e ci porterà in centro paese. Eccoci, siamo arrivati al cuore del paese, Ballon Pont-d'Arc. Dopo aver preso la navetta con un autista mezzo matto, Ma gratis? gratis, siamo arrivati alla Ballon Pont-d'Arc. Il Pont d'Arc è un ponte in pietra naturale sul fiume Ardèche, nel dipartimento dell'Ardèche, nel sud della Francia. È lungo 60 metri e alto 54 e dista più o meno un 3 km da Vallon Pont d'Arc. Vale la pena fare delle escursioni, soprattutto con il kayak.
famoso Pont d'Arc. Questa è la visuale della mia camera da letto. Lo so, brutto, vero? Allora, siccome tutti quanti fanno vedere sto di moka che fa uscire il caffè, la faccio vedere anch'io. Questo posto è un sogno. Meraviglioso. Domani voglio fare canoa. Sì. Come quella della pubblicità della costa. E ciao! Questa è l'ora del caffè dopo il pranzo. Buon Salute! caffè, salute! Questo meraviglioso camping con la nostra bella vista fiume, come sempre. Brutto, vero? Ma buongiorno amici dei viaggi di Tatanka, non l'avevo ancora detto, Ci troviamo sempre a Vallon Pont d'Arc e oggi siamo venuti a visitare le grotte Chauvet. Almeno una volta nella vita bisognerebbe andare a vederla. Nel sud della Francia c'è un santuario per l'umanità, una grande caverna in cui l'uomo non solo rese omaggio alle sue prime divinità, ma realizzò le prime manifestazioni artistiche. Qui quasi 100 pitture raffigurano cavalli, bisonti, leoni, rinoceronti e cervidi. Secondo la ricostruzione degli studiosi, tutti spiriti di divinità animali, e dimostrano che l'uomo era già padrone di tecniche come lo sfumato per dare il senso della prospettiva e del volume delle figure. Facevano trasparire l'azione e la tensione emotiva dei soggetti rappresentati, anticipando metodi del Rinascimento. Quella che stiamo visitando è una replica fedelissima e infatti quando si entra in Chauvet 2 a colpire la grandiosità delle volte e la maestà delle stalatiti, la solennità delle pitture, tutto sembra vero. Sulla sinistra ci sono anche i massi che, cadendo, chiusero definitivamente 29.500 anni fa la grotta. Quello che colpisce sono le firme di questi nostri avi che nei secoli si sono succeduti, le firme del visitatore preistorico le possiamo definire, i palmi delle mani in ocra rossa o i negativi delle mani stampati sui muri, o se no più avanti vediamo delle raffigurazioni degli animali che si adattano alle forme delle rocce per dare i propri movimenti. E buongiorno, guardate che bella mattinata oggi, giornata perfetta per fare un po' di kayak.
Eccoci qua. Ci troviamo nel fiume Ardèche e stiamo panagliando per andare verso un qualcosa di meraviglioso. Ale, Fatta? Mischina. e ciacazione. C'è canzone! Che inizia? Magari c'è canzone. E abbiamo vinto le rapide di questo fiume impetuoso. Vabbè, non qui, qui è calmo. Qui è calmo. Grazie, qui è l'arrivo. Ebbene, dopo questa bellissima esperienza, adesso ci stanno riaccompagnando al nostro campeggio. Allora, ci troviamo al campeggio Yogi e Bubu a San Giacomo di Roborant, in provincia di Cuneo. E siccome siamo rimasti praticamente senza gas, e allora abbiamo deciso di venire a cena qui al ristorante del campeggio. La rubinetto è buona perché la tirano fuori. E lui è il grande Stefano, Gestore del campeggio, gestore e proprietario del campeggio, di cui siamo gli unici ospiti in questo momento. Questa sera, sì, domenica sera scappano tutti. E la cosa non ci dispiace. Ma buongiorno! Ci troviamo immersi nel bosco in questo campeggio a Roborant, in provincia di Cuneo. Posto fantastico, silenzioso, tranquillo e soprattutto in mezzo alla natura. Questa questa Non era questa.